E ora è il momento della rubrica con Amedeo Colilla, Nisciuna nasce imparata. Il 20 settembre del 1958 in tutta Italia e quindi anche a Napoli cessarono di esistere i postriboli, le case d'appuntamento, le case chiuse, chiusero le case chiuse, insomma i bordelli, i casini. Quelli che erano nati un secolo prima per opera di Cavour erano stati regolamentati dallo Stato, c'erano dei prezzi fissi e c'erano delle regole ferree da rispettare. A un secolo dalla loro costituzione, la senatrice socialista Lina Merlin, insomma, fu ferrigna, fece approvare il 20 marzo del 59 una legge che diceva: da qui a 6 mesi cesseranno di esistere queste case. I 6 mesi erano necessari per chiudere oltre 700 casini in tutta Italia e soprattutto per reinserire in società migliaia e migliaia di prostitute che perdevano la loro attività. E quella sera a chiudere ovviamente fu anche la casa di prima classe, la Suprema, qui che oggi è diventato un hotel de charme, set peraltro del romanzo Vipera di Maurizio De Giovanni. Quella sera fu una sera davvero speciale, sapete perché? Quando fu approvata la legge del 20 marzo 1959, i napoletani in verità non ci credettero. Ma secondo te, sì, da qui a 6 mesi chiuderanno, vedrai, troveranno una leggina, una proroga, ma il mestiere più antico del mondo, ma come chiudono? È impossibile. Ma la senatrice Merlin fu ferrigna, fu irremovibile. Quando i napoletani veramente, a metà del settembre, realizzarono ma chi ste veramente fanno? Veramente si chiude? E decisero a questo punto che era il caso di celebrare almeno l'amor profano l'ultima settimana in cui era almeno lecito poter fare l'amore a pagamento. Migliaia di uomini, di militari si riversarono nelle case d'appuntamento, ma a Napoli c'era un problema. Il 19 settembre era San Gennaro. Ti pare che il giorno di San Gennaro si va a prostitute? Per questo motivo la sera del 20, l'ultima sera, fu una notte davvero incredibile. La fila qui a Sant'Anna di Palazzo faceva addirittura, arrivava al Ponte di Chiaia, si racconta. All'Hotel dell'Allegria, che è a Piazza Carità, la fila faceva il giro del palazzo ed era composta da 4 giovani, insomma uno accanto all'altro, immaginate un po', veramente una folla inaudita. E si pose un problema di ordine pubblico, sapete? Eh sì, molto serio, perché i napoletani in fila non è che ci sanno stare. Stavo prima io, stavi prima tu. Intorno alle 10 di sera soprattutto montò la rabbia. Sì, si pose un problema molto serio. La legge diceva alle ore 24 del 20 settembre cesseranno di esistere. Ma scusate, si pose un problema che ci poniamo qualche volta quando andiamo all'ufficio postale intorno alle 13:20 e un minaccioso cartello gli dice: gli sportelli chiudono alle 13:30. E beh sì, ma io mo sono trasuto, ma vita spiccià. E la stessa cosa accadde a quell'epoca. Ci fu necessario addirittura un intervento della questura, della forza pubblica. Un chiarimento da parte della prefettura stabilì che quella notte chi avesse comprato la marchetta entro le ore mezzanotte avrebbe avuto il diritto di spenderla fino al mattino dopo. E così cessarono i tumulti che stavano nascendo. E solo a Napoli, ovviamente, le case d'appuntamento chiusero il giorno dopo.